libico. Per lei Marotta, per esempio? Ma noi non siamo stati sicuramente contenti come Italia dei Valori di questo benvenuto a un dittatore che sta approfittando di una situazione perché gliela offre il nostro governo. Perché anche noi non riusciamo a capire come possa essere possibile che un dittatore che ha sempre fatto quello che ha voluto possa, con i 5 miliardi per cui si è venduto allo Stato italiano, al governo italiano, possa frenare un esodo. Secondo me è impossibile. L'esodo non lo ferma nessuno, la politica tanto meno, comprandosi il dittatore di turno, perché questo è un dittatore. È venuto in Italia... abbia bisogno, va bene, di questi soldi. Io penso che ci saranno anche ma guarda, sicuramente nel suo paese avrà qualcosa da fare. Il problema vero è che noi ci concentriamo sulla difesa delle nostre terre quando l'Europa, l'Asia, gli Stati Uniti, l'America hanno assolutamente sfruttato appieno l'Africa. L'Africa è terra bellissima, ma è terra anche piena di discariche, di rifiuti nocivi. Sì, ma Gheddafi lo dice, ma però ne trae solamente vantaggio da un Silvio Berlusconi che ne approfitta della situazione per dare un contentino alla Lega dal suo punto di vista e dall'altra per dire agli italiani guardate che ci siamo messi d'accordo per fermare gli sbarchi. Io, scusami, vorrei dire a Marchese che forse non sono proprio d'accordo sul fatto che gli sbarchi si fermano in tempi estivi, però è un dato di fatto che è una percentuale minima quella che viene dagli sbarchi. Concentriamoci anche dalle altre parti. E vorrei ricordare un Quindi dato, sei d'accordo anche tu che bisogna fare un dato che voi continuate sempre a sottacere. Come centro-sinistra ne abbiamo Marotta, io lo invito per adesso è un po' breve. Adesso siamo a favore del ha ragione. Continuate a parlare. La interrompo io, Marotta, la interrompo io, chiedo scusa. No, perché no, io vorrei ricordare i romeni. Marotta, allora non pretendete che non pretendete di non essere interrotti se fate. Perfettamente d'accordo. Chiedo scusa un secondo. Non al plurale. Non pretenda, devo dire al singolare. Non è l'unico che parla un po'. Se distingue a sinistra. No, c'è anche Berlato. Quando parla ma non mi interrompe più, io Non sto avevo zitto. capito un dato importante. No, le chiedo scusa. Sono a favore dei respingimenti? No, l'ho detto io. Ho detto che il centro-sinistra per primo ha iniziato i respingimenti avendo però un'accortezza, che prima salivano nei barconi e controllavano chi chiedeva l'asilo politico e poi li mandavano indietro. La contestazione con voi è questa, non è sui respingimenti. E come li controlli, scusa? Hai capito? No, ma come li controlli? Sali a bordo e quelli che chiedono i documenti? Fai fare certificazione. Fai fare un'autocertificazione. Guardate, Marchese, è curioso. Marchese, dai. Passiamo un altro argomento perché se no... Sta attento per l'altro, perché non facciamo un altro argomento? Sta calmo. Chiede ai disperati se sono rifugiati politici. Pensa a difendere il Veneto dalle estrazioni del gas invece di parlarmi degli accordi. Abbiamo fatto gli accordi con la Libia per il gas. Mi spieghi perché il tuo governo ha autorizzato il prelievo del gas in Alto Adriatico sapendo che Venezia, Chioggia e Trieste vanno giù come il Polesine? Mi spieghi cosa ci serve il gas che abbiamo noi qui? Se abbiamo già fatto gli accordi di là? Serve per non continuare a comprarlo all'estero. Comincia a rispondere. Lo compriamo all'estero. Abbiamo fatto l'unico rigassificatore che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto in Veneto per diversificare le fonti di approvvigionamento e lo compriamo dall'estero. Si dà il 10% e lo compriamo dall'estero perché non è sufficiente e l'abbiamo fatto qui perché qui abbiamo fatto una battaglia dicendo basta trivellazioni, si dà il 10% del fabbisogno nazionale. Vedi, caro Berlato, parla dei problemi dei tuoi veneti, difendi i tuoi veneti anche al governo, invece di stare tanto lì a sorridere quando uno ti dice una cosa che non ti piace. Io non sorrido quando ti dice le cose che non mi piacciono. Sorriso sulle autocertificazioni sui barconi, solamente questo. Le autocertificazioni le hai dette tu, io ti ho detto verificare, che è una cosa diversa. E come verifichi? Che è una cosa diversa. Come verifichi? È un problema. Spiegami come verifichi. È un problema delle forze dell'ordine. Non è un problema tuo. Sul passaporto. Bortoluzzi, prego. Due risposte da dare di SMS. Grazie. Allora, c'era un SMS che chiedeva quanto costa Radio Radicale agli italiani, è corretto, credo, dare una risposta e anche dare un'informazione.
Radio Radicale non ha un contributo in quanto stampa di partito o mezzo di informazione di partito. Radio Radicale ha una convenzione per la trasmissione con il Parlamento italiano per la trasmissione prima rete radiofonica o televisiva che lo ha fatto, io i numeri non li conosco, che lo ha fatto in Italia, ha avuto una convenzione per poter trasmettere a tutti gli italiani in diretta i lavori parlamentari. Poi abbiamo anche Radio Parlamento adesso, ma comunque lo fanno in due. Adesso lo fanno in due. Si mettono d'accordo, però comunque è un servizio che viene offerto in cambio di una soldi a Radio Radicale e Radio Parlamento è un controsenso. Si mettono d'accordo. La seconda cosa, sì, c'era un SMS sulle province, molti di voi sanno che noi abbiamo fatto la battaglia per l'abolizione, continuiamo la battaglia per l'abolizione delle province e abbiamo fatto una battaglia per il non voto. Esiste dall'analisi dei flussi elettorali, la mia Belluno ha dato un risultato straordinario perché ha votato per la provincia solamente il 53% dei cittadini. Le altre hanno un differenziale di soli 3 o 4 punti sommato tra le schede nulle e l'astensione sulle province. A noi dispiace perché avremmo voluto un segnale più forte, però sulle province la battaglia non finisce più, la battaglia non finisce qui e non finirà più. Ha risposto, Bortolucci, anche lei, se leggermente riuscisse a contrarre, no, mi dispiace,